la politica continua lo scontro sui rifiuti. Il premier Giuseppe Conte si schiera con il ministro Luigi Di Maio per il no a nuovi inceneritori da costruire in Campania. Nel contratto non ci sono, ha spiegato il capo del governo, provocando l'ira del ministro Matteo Salvini, che non ha partecipato alla conferenza stampa. Presentato intanto il piano per la Terra dei Fuochi, verranno inviati in Campania esercito e droni per controllare il territorio insieme al potenziamento delle altre forze dell'ordine. Tensione anche sul decreto sicurezza, i 19 dissidenti del Movimento 5 Stelle chiedono infatti di ridiscuterlo. Siamo agli esteri con la Brexit che ora rischia di dividere l'Europa. Primo via libera dei 27, poi la Spagna minaccia il veto sul Gibilterra e Theresa May recupera consensi in patria. La premier britannica ha raggiunto infatti un accordo tecnico con Bruxelles per l'uscita dall'Unione Europea. 2 ministri del suo governo si sono dimessi e i parlamentari conservatori minacciano una mozione di sfiducia. Intanto ieri a Bruxelles è arrivato il via libera dei 27 ministri degli affari europei, ma l'ok dei capi di governo è previsto per domenica. Veniamo alle notizie da Piazza Affari Milano. L'avvio debole di Wall Street ha fatto cambiare direzione al FTSE MIB, terminato poco sotto la parità a meno 0,29%. A sostenere il listino di Piazza Affari è stato il balzo di TIM al più 3,95%, all'indomani della nomina di Luigi Gubitosi. Ma si è mosso al rialzo anche il comparto bancario, nonostante il peggioramento dello spread a quota 321 punti, con Banco BPM al 3,38% e UBiBank all'1,88%. In apparente controtendenza, Mediobanca al meno 4,88%, che senza lo stacco del dividendo sarebbe stata anch'essa in rialzo. Giù Saipem al meno 3,61% e il lusso con Ferragamo attestatosi al meno 3,33%. Dopo il taglio del target price da parte di Bofa. Poi Moncler al meno 2,44% e Luxottica che ha chiuso al 2,15%. Queste sono le ultime notizie giunte qui in redazione da Piazza Affari Milano. Emergenza rifiuti in Sardegna, i liquami del Casertano, a Olbia e Carbonia camion carichi di fanghi di depurazione. Da Frosinone e dalla provincia di Caserta continuano ad arrivare liquami destinati alle discariche di Carbonia ed Olbia. La denuncia di Mauro Pili, leader di Unidos, arriva nel giorno in cui il governo vara un piano d'emergenza per affrontare il problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania. Per lo sport questa sera l'Italia a Ghent in Belgio affronta in amichevole alle 20:45 gli Stati Uniti. Assenti tanti senatori, in campo sin dall'inizio Marco Verratti. Toccherà al giocatore del PSG prendere per mano gli azzurri e confermarsi così leader. Bonucci sarà il capitano, ma vediamo la probabile formazione azzurra. Sirigu in porta, De Sciglio, Rugani, Bonucci ed Emerson sulla linea difensiva, centrocampo a 3 con Sensi a destra, Barella centrale e Verratti a sinistra, trio d'attacco composto da Berardi e Chiesa sulle ali e Lasagna al centro.